Il Milazzo compie il suo dovere nella trasferta di Mister Bianco, batte i locali per 3-1 e si conferma capolista solitaria nel girone B di eccellenza. Una vittoria che consente ai rossoblù di Bognanni di inanellare inoltre il 10° risultato utile consecutivo. Mamertini che già nel primo tempo rompono gli indugi su calcio di rigore di Giannaula, che trasforma con freddezza spiazzando Biondi e realizzando il suo primo gol in campionato con i rossoblù. Nella ripresa dopo 2 minuti il Milazzo chiude i conti andando al raddoppio con Franchina, che di testa mette in rete dagli sviluppi di angolo, firmando così il suo 7° centro in campionato. La capolista trova anche la rete del tris al minuto 74, quando Ferré con un destro dal limite non lascia scampo a Biondi, facendo così Mister Bianco 0, Milazzo 3 e gol numero 2 stagionale per l'attaccante rossoblù. Nel finale i locali trovano comunque il gol che accorcia le distanze grazie a Rapisarda, che batte Piccioni con un preciso sinistro dal limite dell'area, fissando il punteggio sul definitivo 1-3 in favore del Milazzo. Con questo successo i mamertini salgono a quota 44 punti e mantengono il primato in classifica, allungando a 4 le lunghezze di vantaggio sul Modica secondo, mentre il Mister Bianco rimane fermo a 6 punti in ultima posizione.